Ines, sapete che nella coppia è importante avere dei ruoli chiari. Certo, Chiari. certo, Ecco, nella vostra chiari. coppia i ruoli sono chiari? Sì, i ruoli sono chiari. Sì, sì. Mi sono l'uomo e se guarda bene è una femmina. Vedi quanto cancaro che No, è. no. chiari comunque, allora no? è importante, ad esempio, no, che l'uomo affermi la propria, come dire, mascolinità, no? Che Sì, sia l'uomo alfa. Ecco, lei è un uomo alfa? Sempre sta, dottore, mi ho avuto tutte, ho avuto Alfa 75, Sì, ho avuto a Giulietta, sempre sta. quella che correva di più. Adesso attualmente che ho ancora l'Alfa 33 perché va bene, non mi sento buttarla via. Sì, a dire il vero vorremmo tanto cambiarla, siamo andati anche in concessionaria, siamo andati a vedere a Stelvio. Però è un costa. Abbiamo talmente pochi skate che potremmo comprare l'Alfa Monteberico al massimo, qua a Stelvio. Stelvio. No, allora io intendevo un altro concetto di alfa, lasci stare. Comunque mi dispiace un po' che in qualche modo la vostra situazione economica non sia così rosea. Rosa è l'unico colore che manca, dottore, perché abbiamo il conto in rosso, va bene? Sì. Vedo tutto nero, va bene? E siamo al verde, ecco, questi sì i colori. E mi gira i maroni, ecco se posso aggiungere un colore. Allora, vedete Duilio, Ines, alcune teorie dicono che la realizzazione economica passa attraverso altri facciamo proprio un gioco con voi. Voglio fare un gioco. Se vinceste 1 milione di euro, Che 1 milione di euro, Ines. cosa fareste? Ecco, cosa fareste? Come spendereste questi soldi? Beh, intanto mi compro la Stelvio, minimo mi compro la Stelvio. Li donerei alla ristrutturazione dell'asilo, hanno tanto bisogno. Ecco. Secondo mi estingo il mutuo, Oppure li dono a qualche altra associazione di volontariato. Sì. Vabbè, mi va a fare una crociera intorno al mondo, Penserei ai figli, sparagnerei per i figli. Ma poi da un momento a pensare un attimo a una cosa diversa, i figli e l'asilo. No, che non pensa a una roba diversa. Sei tu che sei un egoista, cancaro. Hai sentito come che li spenderebbe i schelli? Ma vergogna te, non te pensi minimamente te agli altri. Ti è a macchinona, no? Questo è un effetto di macchina. Conta che hai estinto il mutuo, cosa effetto ogni mese con i schelli? Sei troppo mazza, attaccato ai schelli, sei a crociere intorno al mondo e gli altri dove sono? Dov'è la dimensione del rispetto verso l'altrui? Io i schelli ai poveri li darei, i schelli. Bello. Io li darei ai poveri. Che mi chiederei ai poveri, e mi cosa soi? Povero, e ora mi dà a me? Oh, ti sento che te ha ragione. È certo che ho ragione. Se teniamo, dottore, se teniamo tutti nei crociera che si chiama anche all'asilo, tanto non abbiamo più che va all'asilo. Chissà che cascata. Ora ti riconosco, Ine. È per questo che ti ho sposata. Ti amo.